Oh, scusateci! Buon pomeriggio! Oh, ben ritrovati amici cari. Scusateci, ma eravamo distratti. Stavamo leggendo l'articolo che Catena Fiorello, la nostra amica, ha scritto su Famiglia Cristiana. Ma sapete di che parla? Parla di noi! Un'intera pagina ci ha dedicato Catena e parole bellissime. Grazie Catena, grazie di vero cuore per la felicità che ci regali e con tutto l'affetto che ci mostri nei nostri confronti. Grazie, ci vogliamo bene! Vogliamo fare un applauso anche a Mimma che è tornata finalmente. Grazie! E ditelo che mi sono mancata! Anche voi mi siete mancate tanto! Ed eccoci qua, finalmente! Ma adesso vogliamo iniziare con le notizie? La prima notizia è questa. Vittorio Sgarbi, sottosegretario ai beni culturali, è indagato per autoriciclaggio di opere d'arte. Pare che si sia indebitamente appropriato di un dipinto del 600 di Manetti. Deve essere troppo bello questo quadro per andare a rubare. E non solo, pare che sia anche indagato per tentativo di esportazione illegale di un dipinto di De Boulogne dal valore di 5 milioni di euro. Simone, Simone! Sì. Allora metterlo su con i nostri quadri, perché mi sanno che capaci che mi rubano. Ma di che parli, Mimma? Della nostra galleria d'arte privata. Certo, avremo delle belle cose. Che capolavori, che cose stupende. E andiamo avanti, va. Parliamo di Lollobrigida. Il ministro ha ammesso alla stampa di aver fatto un trapianto di capelli, ma ha detto di essersi solo fatto un rinforzo. Ah, non forzatina, se deve saltare, io ci rivedo, auto non devo fuori. Come si dice, un cireveggio e quanto un filo capiti. A sapere l'ultima, cosa ci fa un carcerato in discoteca? Si scatena. Parliamo di moda. Il 2024 sarà l'anno delle ballerine per uomo.
musicisti, che è l'anno delle ballerine per l'uomo. E io uomo sogno. Chiaro a ballare. E adesso, cari amici, è arrivato il momento di Ora e Rincuora. Linea a Gianni Maisano dalla redazione di San Perniceto. Oggi ci affidiamo alla misericordia di Dio con questa bellissima preghiera. O Gesù, nella tua misericordia vengo a te, perché tu mi possa consolare. Purificami col tuo sangue prezioso, togli da me tutto ciò che a te dispiace. Dirigi i passi miei per tutti i giorni della mia vita fino al momento che tu mi chiamerai. Agisca il tuo spirito in me, dandomi pace, amore e fede, e il tuo nome sia benedetto in eterno per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Continuate a seguirci sui nostri canali social, ma anche con quelli di Dinceto TV. Ricordatevi di mettere like, Di commentare. E di condividere. Più siamo e più ci divertiamo.